Bene, buonasera anche oggi, giovedì 12 novembre. Abbiamo la fortuna di trovare una nuova Camera di Commercio italiana all'estero che ci darà supporto per le iniziative di promozione delle aziende sarde. Dopo la presentazione della Camera di Commercio italiana per la Spagna di Madrid 2 giorni fa, oggi con piacere abbiamo la Repubblica Ceca. Prima di presentarvi gli ospiti che rappresentano quindi la Camera di Commercio italiana all'estero, vi ricordo che questo progetto è sostenuto e patrocinato dalla Regione Autonoma della Sardegna, l'Assessorato al Turismo e al Commercio, e soprattutto chiede la collaborazione massima delle imprese e delle aziende sarde interessate a un'eventuale nuova acquisizione di clienti nei mercati esteri, che non saranno solo Europa, ma andremo anche logicamente in Asia e in America. Io inizierei subito intanto a presentarvi le nostre graditissime ospiti. Allora, abbiamo Ivana e abbiamo anche Linda. Buonasera a voi. Come va? Bene, bene Alessandro, grazie mille per l'invito e vi salutiamo da Praga Autunnale. Bene, intanto grazie per la disponibilità e anche per il lavoro che abbiamo fatto prima di arrivare qua, quindi per capire un po' qual era il progetto. Sicuramente le aziende sarde, insomma, sono molto interessate al mercato della Repubblica Ceca, che ha delle ottime opportunità. Poi andremo a esaminare i settori che sono quelli dell'enogastronomia o agroalimentari e del turismo. Intanto, se volete presentarvi voi, vi lascio spazio. Assolutamente, io sono Ivana Troskova, sono Business Development Manager della Camera e quindi responsabile delle questioni dello sviluppo, delle opportunità e delle reti di contatti, come oggi la mia collega Linda Valeshova, che è responsabile per l'area assistenza alle imprese italiane e anche responsabile del Desk Enit Repubblica Ceca. Linda oggi presenterà la nostra Camera e il mercato ceco e noi insieme a Linda siamo responsabili comunque del reparto della Camera di Commercio italiana a Praga per quanto riguarda le aziende italiane che sono interessate a sviluppare il mercato ceco. Quindi noi due ci prenderemo la cura delle aziende sarde molto volentieri. Adesso lascio parola a Linda per presentare un po' la nostra Camera. Va bene. Ok, allora buonasera a tutti, grazie Alessandro ancora per l'invito, grazie alle mie colleghe per l'introduzione e ti chiedo gentilmente Alessandro di condividere la mia presentazione. Vai, puoi mostrare. Perfetto, perfetto. Allora, io comincerei subito con la presentazione della nostra Camera di Commercio. La nostra Camera di Commercio italo-ceca è un ente che è volto diciamo, allo sviluppo, al sostegno dei rapporti italo-cechi e diciamo, è stata fondata nel 2001 e quindi l'anno prossimo festeggerà i suoi 20 anni. La Camera si divide in due parti, facciamo due tipi di attività. La prima parte è la parte associativa, quindi la parte legata alle imprese già presenti sul territorio ceco, quindi per rafforzare ecco, i rapporti. Invece l'altra parte è volta alle imprese, ecco, i soggetti che ancora non sono associati e non presenti. Adesso vado in dettaglio sulla base associativa, abbiamo più di 400 soci questo anno, i principali settori di attività sono servizi, immobiliare e abbiamo dei soci tra le aziende anche grandi e fino alle persone fisiche. Ok. Per quanto riguarda l'altra parte delle prestazioni, quindi dell'attività di promozione dei servizi alle imprese che sono volti ecco, alla realizzazione delle attività promozionali di supporto, ecco, come dicevo, alle piccole e medie imprese, alle agenzie per internazionalizzazione, associazioni di categoria e consorzi ed enti fiera italiani. Ok. Per quanto riguarda l'attività di promozione nel dettaglio, abbiamo tre principali diciamo, missioni. La prima è la missione commerciale di operatori italiani in Repubblica Ceca, la seconda è la delegazione dei buyers in Italia e la terza è il desk di collegamento presso la Camera italo-ceca.
Abbiamo in passato o anche adesso stiamo facendo tantissimi progetti del tipo agroalimentare, lavorando con diverse regioni in Italia e quindi diciamo i rapporti sono sempre molto attivi. Per quanto riguarda invece i servizi alle imprese, qua per esempio c'è la ricerca partner mirata, poi uno sviluppo commerciale del mercato e delle missioni individuali. Abbiamo, a parte diciamo questi servizi principali, abbiamo ovviamente anche dei servizi rivolti alla ricerca magari delle misure camerali, delle statistiche e insomma tutto l'altro che può supportare le aziende italiane che vogliono insomma entrare sul mercato ceco. Ok, io avrei finito la prima parte, quindi ti lascio la parola. Sì, andiamo logicamente a parlare un attimino di quello che le aziende sarde possono, diciamo così, richiedere o perlomeno possono essere interessati per entrare nel mercato della Repubblica Ceca. Sappiamo tutti che logicamente Praga, ma un po' tutta la Repubblica Ceca, è di grande interesse a livello proprio italiano, quindi parliamo di Italia in generale. La Sardegna, come anche voi sicuramente sapete, è una regione un po' particolare, nel senso che intanto è un'isola, che quindi già questo ci dà diciamo così, un'espressione ben chiara. E poi abbiamo una serie di aziende di prodotti che comunque più che basarsi sulla quantità, diciamo che hanno la loro forza nella qualità. Quindi le aziende sarde che sicuramente saranno interessate a presentare le loro proposte nel mercato ceco saranno sicuramente imprese dell'agroalimentare o dell'enogastronomia, quindi vitivinicolo, parliamo di cantine, parliamo di aziende che producono il mirto, il classico logicamente il liquore sardo, e soprattutto quelli che sono le aziende che producono formaggi, salumi, salsicce particolari. Parliamo sempre di aziende, ripeto, con una limitata capacità di esportazione perché logicamente il prodotto qua insomma non ha grandi numeri. Quello che noi stiamo cercando di fare è introdurre le aziende sarde con un prodotto di qualità medio-alto all'interno di nuovi mercati. Quindi ecco, andiamo a cercare nuovi canali che possono essere distributori, che possono essere logicamente gli stessi ristoranti, quindi italiani o anche sardi, se ci sono, interessati all'importazione del prodotto sardo. Sul turismo tutti sappiamo che esiste un collegamento logicamente importante, c'è sempre stato negli ultimi anni, soprattutto, eccetto questo, che è un po' una disgrazia, c'è stata un'ottima presenza di cittadini cechi in Sardegna, e anche in media e bassa stagione, che per noi quello è molto importante. Quindi ecco, anche il lato del turismo andremo poi a valutare nei prossimi incontri, il turismo che non è solo il turismo mare, quindi Mare Sardegna, ma andiamo a valutare anche il turismo MAES, quindi per incentivi, per congressi, tutta la parte del business travel, oppure il turismo attivo, quindi tutte quelle attività dal trekking alla corsa, alla bici, eccetera. Tutte queste cose avremo modo di vederle logicamente in questi mesi sino ad arrivare a gennaio e febbraio, dove ci auguriamo di organizzare agende importanti fra le aziende sarde e i vostri selezionati buyer, che logicamente sarà il lavoro, diciamo così, dietro le quinte, che però è la parte più importante. Quindi, detto questo un po' a livello di aziende sarde, quello che io volevo chiedervi, come vedete voi questo, poi rispondetemi se volete tutti e due o chi di voi, il proporsi di aziende sarde con un prodotto medio-alto, anche di nicchia se vogliamo, su quello che è l'enogastronomia, quindi vitivinicolo e caseario, insomma, o comunque alimentare. Io forse colgo l'occasione, lascio la mia collega di prepararsi la risposta e magari faccio un collegamento a quello che hai detto prima, che comunque le aziende sarde hanno in certi casi volumi di produzione un po' limitata, non sono grossissimi volumi da esportare, ma vorrei sottolineare che crediamo che il mercato ceco è proprio perfetto, perché noi come poi dimostrerà la mia collega nella presentazione del paese, noi siamo 11 milioni di consumatori, quindi paragonabile a regione
regione Lombardia, per esempio. La posizione che poi alla fine si vuole anche allargare oltre il mercato ceco è perfetta e strategica proprio nel cuore d'Europa, quindi allargandosi a paesi limitrofi come può essere Polonia, Slovacchia, in totale poi creiamo 54, quasi 54 milioni di consumatori. Quindi iniziando leggermente dal mercato ceco, poi comunque si aprono le porte anche ai paesi limitrofi. La gente qui è molto attiva, viaggia, va nei teatri, va nei ristoranti, alla gente piace scoprire comunque, assaggiare cibi e le bevande nuove, si sta educando molto su enogastronomia, quindi il prodotto medio-alto è proprio perfetto in questo momento. Adesso lascio commentare anche mia collega. Sì, io sono d'accordissimo. Direi che i gusti dei cechi, specialmente negli ultimi anni, stanno evolvendo veramente tanto, stanno cercando, ecco, i nuovi prodotti. Infatti, come poi vedrete anche nella presentazione, ci sono anche proprio i prodotti sardi a cui sono particolarmente interessati. Quindi concordo assolutamente con quello che ha detto la mia collega, e se possiamo continuerei con la presentazione paese. Così, un attimo solo, scusate. Ok, eccoci qua. Quindi vorrei fare una panoramica, ecco, della Repubblica Ceca. Facendo una premessa che la Repubblica Ceca negli ultimi anni il PIL è cresciuto quasi di 40%, è un paese che è in costante crescita. La Repubblica Ceca nasce il 1° gennaio del 93 con la scissione della Cecoslovacchia. Nel 2004 entra in Unione Europea e fa parte anche della NATO ed è considerata anche uno dei paesi più sicuri al mondo. Come diceva la mia collega, abbiamo quasi 11 milioni di abitanti e la divisione della Repubblica Ceca è in 14 regioni. Adesso volevo fare solo un quadro delle città principali tra Praga e Brno e poi il resto. Ok. Per quanto riguarda Praga, che è considerata una regione, la capitale con status di regione, per quanto riguarda la popolazione ha più di 1 milione di abitanti, il che è il 13% di tutta la Repubblica Ceca, e anche un quarto di tutto il PIL della Repubblica Ceca, di tutto il paese, quindi è una città, una capitale anche europea, e sempre con lo tasso di disoccupazione bassissimo, il più basso sempre in tutta la Repubblica Ceca. Quindi, ok. E per quanto riguarda il commercio estero, qua volevo solo sottolineare che i paesi clienti, i paesi fornitori sono logicamente i paesi limitrofi. La Germania è sempre al primo posto, però l'Italia è comunque un partner storico che è molto considerato. Qua vorrei passare al settore agroalimentare in Repubblica Ceca, fare un quadro generale. Da qui infatti possiamo vedere sempre lo stesso discorso che facevo prima, che i paesi limitrofi come la Germania e Polonia sono sempre al primo posto, però l'Italia al sesto posto, come sempre il nostro partner storico per quanto riguarda l'import in Repubblica Ceca. Importazioni dall'Italia, qua volevo sottolineare alcuni prodotti importanti, quelli più importati, diciamo, tra cui la frutta, preparati. Volevo anche dire, appunto, come anche dicevo prima, che negli ultimi anni è cresciuta tanto la presenza anche dei prodotti sardi, non solamente in generale dei prodotti italiani, soprattutto nei negozi specializzati italiani, quindi questo, e ho sottolineato anche il fiore sardo e pecorino. Questo, adesso passiamo al quadro generale per quanto riguarda il vino. Volevo dire che la bevanda preferita del popolo ceco, dei cechi, è sempre la birra, però possiamo vedere che comunque il 67% dei cechi considera il vino salutare, quindi questa è diciamo, una buona premessa. Per quanto riguarda il consumo pro capite è quasi di 20 litri, il che è più 77% dal 1993, ovvero dalla scissione della Cecoslovacchia, e come potete vedere è in costante crescita. Questo è un fatto molto importante per quanto riguarda import totale in Repubblica Ceca è di 214 milioni di euro, l'Italia è al primo
posto, quindi ha un quarto di tutto l'import Repubblica Ceca. Qua volevo solamente dire due cose in merito ai canali commerciali dove si vende il vino. Vediamo che la grande distribuzione ha 70-80%, poi ci sono i canali specializzati, Horeca, Enoteche e anche online, che adesso con il coronavirus diciamo è abbastanza aumentato, però comunque rimane sempre abbastanza basso. E infine, per quanto riguarda il turismo, vorrei dire qualche parola sull'andamento del turismo negli ultimi anni. Negli ultimi 5 anni si è registrato un incremento dei viaggi di cechi in Italia del 22% e lo stesso vale anche per i pernottamenti dei cechi in Italia, quindi quello è aumentato di 13%. Croazia rimane sempre il principale competitor per l'Italia per le ragioni anche storiche, ma l'Italia adesso è al secondo posto, quindi una buona cosa. E invece per quanto riguarda le preferenze dei turisti cechi, i turisti cechi sono maggiormente attratti quindi da una vacanza estiva, possiamo vedere che il 40% dei cechi preferisce sempre una vacanza estiva rilassante, ma vorrei sottolineare che ai cechi piace tanto lo sport, quindi integrare la vacanza rilassante anche con magari le escursioni, le gite, visitare l'isola, fare nuoto, fare qualche escursione, come dicevo. Quindi infatti questo si riferisce anche a questa slide su cosa puntare per incentivare maggiormente il turismo ceco in Italia. E, per i cechi la Sardegna comunque la Sardegna è considerata un posto molto di lusso ed eccellenza e quindi si considera sempre, anche come dicevo prima, per i motivi che ai cechi piacciono comunque le vacanze rilassanti, di aggiungere anche un po' di cultura ed enogastronomia, perché come vedevamo prima i cechi sono, nel senso non gli piace, ecco, non gli piacciono i viaggi enogastronomici. Quindi se un ceco va in vacanza in Sardegna vuole avere tante possibilità, sfrutta spesso e volentieri di praticare nuoto e altri sport acquatici, attrazioni naturalistiche, città d'arte e monumenti. E l'ultima parola sui collegamenti, ovviamente nel periodo prima del coronavirus c'erano su 100 collegamenti settimanali da Praga, Italia, e comunque vediamo che anche la regione Sardegna, specialmente nella stagione estiva, è ben collegata a 2 aeroporti attivi, Olbia e Cagliari, e quindi possiamo anche vedere che è la regione, diciamo, anche meglio collegata di tutte le altre. Ok, allora io con questa avrei finita, vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie a te Linda, sei stata molto precisa e chiara. Io adesso ne approfitto giusto 2 o 3 minuti per parlare ancora con voi, poi spiegherò quello che è l'iter per potersi registrare ai futuri B2B che faremo in collaborazione con voi nel mercato ceco. Io intanto, siccome prendo spunto anche dalla precedente puntata con il mercato spagnolo, io ho accennato prima a un discorso di un prodotto di qualità medio-alta. Ecco, mi sembra che, adesso non mi ricordo se Ivana o Linda ha parlato anche degli spazi che vengono aperti per vendere dei prodotti enogastronomici. Parliamo specie di gourmet, cioè comunque prodotti di qualità, giusto? Esatto. Sì, faccio un appunto. Io dicevo prima che sì, anche con il tenore di vita che qua si sta aumentando con sempre la crescita economica del paese, pensate che Praga è al 178° sopra la media europea per quanto riguarda il PIL pro capite, quindi qua comunque cresce potere d'acquisto e ai cechi, soprattutto nelle
grandi città, piace proprio scoprire i prodotti di livello medio-alto, quindi Perfetto, sì, parlavamo sì, di questo è questo. importante perché riprendiamo il discorso che abbiamo detto all'inizio, quindi per far capire alle aziende sarde con le quali noi entreremo in contatto adesso, sia quelle associate alla nostra associazione che nuove aziende, ecco, è importante far capire questo. Noi abbiamo tanti prodotti, soprattutto enogastronomici, diciamo tra virgolette di nicchia, comunque di buona qualità. Quindi questo, ecco, sarà un punto importante per chi è interessato per presentarsi nel mercato ceco. Per quanto riguarda il turismo, sì, Linda, perfetto, l'esame, io perlomeno vivo di turismo da oltre 20 anni, quindi confermo assolutamente che io adesso parlo della Repubblica Ceca, ma lo estenderei anche a altre nazioni come la Polonia, come l'Ungheria. Effettivamente c'è questa tendenza qua. Sì, va bene il mare, ma la gente insomma è interessata anche all'attività, comunque allo svago, e questo per noi è molto molto importante. Quindi per quanto riguarda il discorso turismo, cercheremo di invitare molte aziende, non solo le classici alberghi, ma cercheremo di invitare anche chi organizza escursioni attive, attività, comunque sia anche i comuni che possono offrire un territorio importante per la scoperta del territorio. Quindi cercheremo di coinvolgere più parti possibili del turismo. Io ci terrei adesso a dare giusto le indicazioni per chi volesse pre-registrarsi, che è assolutamente gratuita, quindi l'azienda sarda che vuole pre-registrarsi dovrà andare sul sito di sardegnarossoblu.it, compila online una scheda con tutti i dettagli, dopodiché sarà compito nostro valutare in base alla vostra richiesta se è fattibile o no poter incontrare a gennaio-febbraio degli operatori o comunque dei potenziali acquirenti del mercato della Repubblica Ceca. Questo lo dico perché noi non chiediamo inizialmente quote, soldi, comunque se una cosa non è fattibile. È un accordo anche con le camere di commercio, è stato quello, valutiamo prima le aziende, cerchiamo di capire cosa stanno cercando per poi muoversi a loro volta con il loro lavoro e logicamente i loro contatti nella ricerca di potenziali buyers. Quindi dico a tutte le aziende, basta andare sul sito, registrarsi in base al settore di appartenenza, dopodiché ci sarà una selezione di aziende e cercheremo di portare in ogni mercato un massimo di 6 aziende, minimo 4, massimo 6 aziende. E anche qui stiamo cercando di essere molto concreti. Anche gli appuntamenti che fisseremo non saranno con 20 buyer, di cui magari 18 poco interessa, ma cercheremo di essere molto concreti nel selezionare 4, 5, 6 buyer che possono essere veramente interessati al profilo dell'azienda sarda che si propone. Quindi questi sono i passaggi. Ci sarà una quota da pagare, logicamente, ma si pagherà nel momento in cui noi alla Camera di Commercio di Praga gli diremo ok, abbiamo 4 aziende, andiamo a fare questi B2B. Dopodiché ci sarà una quota da pagare che sicuramente partirà dai 250 euro ai 500 euro a seconda del settore, del mercato e del tipo di buyers che noi incontreremo. In questo aggiungo una parola. Logicamente noi abbiamo chiesto un contributo per abbattere i costi, visto che le aziende in questo momento sono in grandi difficoltà. Non solo le aziende, siamo tutti in difficoltà, però le aziende economiche sicuramente sborsare o tirare fuori adesso una quantità importante di soldi è un problemone. Quindi abbiamo chiesto un aiuto sotto questo punto di vista e un contributo alla Regione Sardegna e anche alla Fondazione Banco di Sardegna. Quindi sono due istituti che normalmente sono molto attenti a queste iniziative e con loro cercheremo di abbattere il massimo possibile la quota di adesione per le aziende, cercando di non sminuire la qualità del lavoro e logicamente l'organizzazione, e questo è importante. Quindi io più o meno ho detto tutto. Vi ringrazio ancora Linda e Ivana. Questo video che abbiamo mandato oggi in diretta, logicamente fra un'ora sarà già nelle varie newsletter che manderemo a tutte le associazioni di categoria sarde, logicamente, e cercheremo di farlo, insomma, far sì che sia presente in tutti i canali media, social, YouTube, in modo tale che le aziende sarde sappiano che c'è la disponibilità da parte della Camera di Commercio italiana della Repubblica Ceca ad accogliere le aziende per promuoverle ed esportare i loro prodotti. Grazie ancora Ivana, grazie Linda. Se volete Grazie dire a te, una parola. Alessandro, ancora una volta ringraziamo per l'opportunità, siamo veramente ansiosi di poter collaborare con le aziende sarde e crediamo che dopo questo periodo particolare sicuramente i cechi avranno grande piacere di farsi un giro in Sardegna e finalmente andare di nuovo ai ristoranti a assaggiare le prelibatezze sarde. Grazie Ivana. Linda, grazie, sei stata anche tu abbastanza perfetta e precisa nella tua spiegazione.
Grazie mille, grazie per l'invito ancora e un saluto a tutti. Grazie, mandiamo la sigla e salutiamo tutti, ci vediamo lunedì, andiamo in Malesia, andiamo direttamente dall'altra parte del mondo. Grazie ancora, ciao a tutti. Ciao.